Tommy. Hai appena confessato una sparatoria in chiesa. E questo a confronto non è ancora niente. Sai che potrei arrestarti subito, sbatterti in cella e buttare via la chiave? Forse, se sei convinto di riuscire ad accusarmi. Ma così non arriverai mai a Morello. Eccomi, vi chiedo scusa, ho appena iniziato il turno. Cosa vi porto? 2 speciali, per cortesia. E dell'altro caffè. Anzi, scusa, portaci tutta la caraffa. Ok, ormai ci siamo dentro. Quali sono state le conseguenze dopo la chiesa? Per quanto sembri strano, non è successo niente. Ho sempre pensato che Salieri avesse corrotto qualcuno perché non era nemmeno sui giornali. Abbiamo tenuto un basso profilo per 7-8 mesi. I poliziotti venivano spesso al bar per ricordarci di stare attenti. E Frank aveva saputo che Morello aiutava Ghilotti per la rielezione sperando fosse contro il Don. Abbiamo recuperato dei libri contabili dagli uffici di Morello. Per lui il 33 è stato un anno ottimo. Lui sapeva che eravamo in difficoltà. Mentre noi ce ne stavamo buoni, ha iniziato a danneggiare i nostri traffici. Con discrezione prima, dei camion spariti. Un pezzo grosso ha bevuto troppo ed è volato giù da un ponte. Uno dei nostri migliori clienti ha chiuso bottega all'improvviso. E non vi siete accorti di nulla? Non io. Forse Poli aveva intuito. Ma nonostante le pressioni dei poliziotti e i traffici di Morello, continuavamo a guadagnare bene. E con il Don occupato a calmare le acque, non c'era molto da fare, a parte bere e spassarcela. Tutte le volte che andavo al bar di Salieri, incontravo Sara. È stato un bell'anno quello, finché Frank... Coletti? Il consigliere del Don? Sì, esatto. Mi ha aperto gli occhi. Li ha aperti a tutti noi. Quasi tutta la città sta parlando di voi, ragazzi. Sì, l'altra sera c'è stata una piccola rissa, niente di che. Non mi preoccupa la rissa al bar. Mi preoccupo perché quando entri in un locale offri un giro a tutti. Dobbiamo pur spenderli i soldi, no? Allora spendili alle corse la domenica. Porta una ragazza al cinema oppure investili per la miseria. Vuoi che diventi uno di Wall Street, per caso? Non scherzare, Tommy. Sto cercando di darti delle basi prima che il terreno crolli sotto di te. Hai mai avuto un cane? Ah, sì. Un bastardino da piccolo. Avevo 8 o 9 anni prima di lasciare la Sicilia. E avevo una bellissima cirneca dell'Etna. Tipo un piccolo levriero. Il cane più veloce che esistesse. Così ho incontrato il Don. Abbiamo iniziato a organizzare delle corse, puntando su di lei spiccioli, cartucce di fucile. Non c'era altro cane che riuscisse a starle dietro. Non perdeva una gara. Ma alla fine un giorno è successo. Ci siamo giocati solo un coltellino, ma non ho mai visto il Don così arrabbiato. È diventata vecchia. No, gravida. È andata in calore, poi è uscita in cortile. E tutti i cani se la sono spassata a turno. Tu sei proprio come lei, Tom. Ogni volta che sventoli in giro i tuoi soldi sei quella cagna in calore e tutti quelli del locale sono lì per fotterti. E quando ti avranno fottuto, non avremo più bisogno di te. Ora è chiaro il concetto? Hai reso l'idea. Bene. Devi iniziare a pensare alla carriera. Poli non può salire più di così. È perfetto per le risse, ma non potrebbe mai gestire qualcosa. Sam è leale, però è limitato. Ma tu, Tommy, potresti gestire la città un giorno. Beh, lo apprezzo molto, Frank. Quindi, com'è finita col cane? Il Don ha cercato di annegarla. Così gli ho rotto il naso. Puoi farmi scendere qui? Porta i miei saluti a Sara, Tommy.
quei tempi tutte le cose passavano da Frank. I piani, gli ordini, i soldi. Dovevamo lavorare il giorno e la notte. Tommy, Frank ha detto di aspettarlo nel garage sul retro. Credo si tratti di un lavoro. Grazie, Luigi. Sara sta cucinando, poi ti porta qualcosa. Con questa pioggia. È una brava figliola. Ci vediamo domani, Luigi. Signori, bentornati in un nuovo episodio di Mafia. Perdonatemi, vi sto salutando adesso, ma c'erano tipo 6 minuti di filmato. Che cazzo vi devo dire? Bellissimo, raga. Ma avete visto come questo gioco sta diventando... È bello vedere di nuovo Sara sorridere. E grazie al cazzo, è come sta diventando questo gioco proprio bello, pieno di cose. Adesso vedi, parlando di nuovo con lo sbirro, che sarebbe il presente, il motivo per cui noi stiamo scappando, non Frank si sa se da Salieri incontrarti nel garage dietro al bar. o da Arriva More... tra poco. Fredda quest'uomo, o da Salieri, ancora non lo sappiamo. Sappiamo però che comunque noi stiamo parlando con questo perché se no non ha piani per prendere Morello. Quindi noi con questo sbirro ci stiamo parlando perché praticamente noi sappiamo nel presente come prendere Morello. Quindi non lo so, o Salieri magari ha perso e rimane Morello e noi stiamo cercando questo modo, oppure siamo un traditore, perché allora da quello che sembra comunque Tommy è un pentito, poi no, sta parlando con la polizia, ha confessato i suoi crimini, ha confessato la sparatoria della chiesa che abbiamo fatto nell'episodio precedente, il panico bellissimo. Comunque vediamo, ragazzuoli, mi raccomando, per questo video vi dico di raggiungere, signori, calmi, perché qua Su, parliamo no. di cifre, Non far aspettare Frank. 2 like e mezzo, signori. Quindi per fare il mezzo vedete voi come potete fare. Comunque 2 like tipo è l'obiettivo. Grazie bene mie. Andiamo avanti. Tempo fa, quando il capo era ancora con Peppone, Vediamo cosa dicono. ci chiamarono per un colpo. Un politico sul libro paga. Beh, questi Una volta sul parlano. posto, Guardate quanto è bello una questo testa cortile, no? Che abbiamo qua. che mi Fantastico, raga. mozzata. Bello. Attenzione. Dove cazzo è il meccanico? Come si chiamava il meccanico? Raff? Ah, c'è di nuovo Frank. Grazie di avermi aspettato. Io e il Don abbiamo ricontrollato i numeri del mese scorso. Di niente. Devo fare qualcosa. Vorrei che tu aiutassi Sam e Poli con un carico che arriverà stanotte. Merce di qualità. Dritta dal Canada. Dove vuoi che vada? Sam incontrerà i nostri amici in una fattoria fuori città. Poli terrà d'occhio i camion che trasporteranno il carico, ma vorrei che tu andassi con lui. Ci serve un altro uomo fidato, voglio che tutto fili liscio. Va bene. Recupera un'auto da Raffi e raggiungi Poli al magazzino. Ha delle armi nel caso ci fossero problemi. Certo, Frank. Tranquillo. Bene. Il Canadian deve arrivare sano e salvo, Tommy. Ricordati che c'è una cassa riservata per il Don. Mamma mia, un carico. Qui posso procurare una macchina. Devo parlare con lui, buon uomo. Lavori fino a tardi, Ralphie. Io dormo quando Frank dorme. Diamine. Ci sta spremendo bene. Morello ci sta schiacciando su ogni fronte ormai, Ralph. Ma non sul traffico di alcolici. In qualcosa dobbiamo eccellere. Io sistemo solo le auto, Tom. Ho cambiato di nuovo le targhe. Non si può mai sapere, no? Ci vediamo domani. Va bene. È un grande. Che belluzzo. Non serve un cazzo, però comunque cambia le targhe, quindi ogni auto la rende poi irrintracciabile. Bene, mi piace che possiamo parlare con i personaggi, raga, senza avere proprio una missione. Vediamo se abbiamo bisogno di qualche ferro. Andiamo da Vincenzo. Che cazzo è? Vincenzo, vero mio, come stai? Hai bisogno di qualche ferro? Ma sta dormendo? E qua posso ricaricarmi le munizioni, raga, intanto, meglio di niente. Allora, prendiamo un veicolo. Ah, vedete, raga, adesso abbiamo pure il carro funebre. Ma ne abbiamo altre macchine. Ah, la moto, perché l'avevamo guidata. Quindi basta che prendiamo un veicolo e lo sblocchiamo.
Non c'è bisogno di portarli al garage. 126, ma vabbè, non andrei di moto, raga, che la giornata mi sembra un po' bastarda. Allora, signori, perdonatemi, c'è stato per voi un breve taglietto. Io ho dovuto staccare la registrazione e la sto riprendendo in un secondo momento. Per me è passato un giorno, insomma. Nel frattempo che per me è passato un giorno, guardando gli episodi già usciti sul canale, ho fatto caso a un piccolo dettaglio. Nel primo filmato dell'episodio 1, questa cosa proprio mi era sfuggita. Tom dice comunque di avere una moglie e una figlia, se non sbaglio. Quindi, ed è il motivo per cui cerchiamo protezione dal poliziotto. Questo significa che forse sicuramente tromberemo Sara, perché penso sia Sara la moglie, penso, poi non lo so. Comunque, e inoltre vi ringrazio ragazzuoli per il supporto alla serie, perché veramente siete fantastichissimissimissimi. Detto questo, dobbiamo, come cazzo si fa? Cambia macchina, dammi la ma che ho sbagliato. Che ho preso il carro funebre, madonna. Vabbè, vediamo il carro funebre. Spegni sta cazzo di radio. Comunque, la situazione è questa. Dobbiamo guidare fino al magazzino di Salieri. Frank ci ha detto che c'è un pacco da prendere. Non sappiamo ancora di che cosa si tratta. Fatto sta che abbiamo il carro funebre, quindi se qualcuno lo mettiamo sotto, lo mettiamo direttamente dentro la tomba o portiamo sotto una macevole. Già ne frega un cazzo. E in questo episodio, raga, non abbiamo ancora preso a pugni qualcuno. Mamma mia, ma allora, raga, perdona, fermatevi un attimo. Allora, raga, guardate che cazzo di paesaggi offre questa città. Cioè, raga, guardate le luci, la pioggia. Che poi l'ultima volta il mio personaggio non si bagnava, ma magari ho visto male io. Fatemi vedere. Oddio, buon uomo. Aia, porca buon uomo. Il karma. Questo è il karma, raga, godo. Mamma mia, ma solo io riprendo ste robe. No, è proprio asciutta. Oddio, c'è la polizia. No, ha chiamato la polizia. Ti levi dai coglioni tu, buon uomo. No, hanno acceso le sirene. No. Ehi, carabinieri. Dai, vabbè, ma siamo sempre nella merda, non è possibile. Andiamo avanti. Sfreccia col carro funebre. Siamo già sfuggiti una volta a 4 stelle. Cosa sarà mai una? Signorina, non la investo solo perché c'è il posto di blocco davanti. Tra l'altro la stella è finita proprio 2 metri prima. Ma hanno fermato a uno. Un incidente, penso. Che bello, raga, ma guardate qui. Allora, raga, qua me la rischio, giusto per voi, raga, lo faccio per voi. Oddio, davanti alla polizia. Come devo fare la multa? Ma vai a cagare. Lei è a multa. Come arrestatelo? Perdona, ma ho solo detto no, mi sono solo rifiutato, è il mio diritto. Vabbè, noi stiamo seminando comunque la polizia, raga, senza problemi. Oddio, non gira. Perdonami, purtroppo queste auto frenano con i piedi. Che siamo un monopattino. Va bene, abbiamo seminato la polizia. Ma io penso comunque sia la pioggia anche a fare tanto di questo, diciamo, effetto scivolo. Non che senza pioggia queste auto siano belle, però giusto per difendere un po' il gioco, no? Dice la pioggia. La pioggia un cazzo, non girano ste auto. Mamma mia, ma quanto è lontano sto magazzino, raga? È un bel po' che guido. Sembra di andare chissà come, raga, ma siamo circa a 65. Niente, di nuovo, ma hai rotto il cazzo. Ma non gira manco se glielo chiedi. Oh, penso che siano sbandati pure loro, raga, così a occhio. 3 volte, raga, per andare in un cazzo di magazzino la polizia 3 volte mi ha visto. Ok, siamo arrivati ai magazzini, raga, mamma mia, traumatico. Il posto è questo, dove cazzo si entra? Di qui? Ma vado a piedi, vabbè, vado a piedi, raga. Parcheggio qui, parcheggio. Buon uomo, Mario, mischino, sente freddo. Cosa ho fatto? Perché sei tu cappotto? Questa chiama la polizia, devo entrare. No, mandate qui un cazzo. No. Disturbo della quiete pubblica. Ho solo dato un pugno. Ti prego, scavalca, Tom. Merda. Hai portato gli sbirri? Dai, ma non posso sbagliare la missione per uno. Tra qualche anno era pure pelato. Non me lo dire, dai, sto ripartendo da qui. Ma che 2 coglioni. Vabbè, almeno cambio macchina, guardiamo il lato positivo. Andiamo di motocicletta. No, il tram. Che culo. Perfetto. Da qui si entra, ci voleva la macchina, ma vaffanculo. Siamo arrivati, raga, siamo arrivati. Macchina sfasciata. Come scatta una foto? Spiegati, Tom. Guardalo dove è Poli. Ok, abbiamo il carico, raga, Ehi, stai più attento. Ma sono appena asciugato. Scusa. Ci sei mai stato? Oh, certo. Abbiamo già fatto altri lavoretti in fattoria. Tranquillo. Non c'è nient'altro che merda di vacca e cuore dove stiamo andando. Sono soldi facili, come piace a me. I ragazzi caricano i camion e noi ce ne torniamo a casa.
Spero solo di fare in fretta un appuntamento. Ah, ti vedi con Sara tu? Fai il turno di notte con la figlia di Luigi. Sei proprio un furbacchione. Prima ti metti a proteggere la sua virginità per poi pigliartela tu. Smettila, Poli. Avanti. Sto scherzando. È una brava ragazza. Tu sistemati e vedrai che lei sistemerà te. E ho il divano che mi aspetta. Chissà che razza di storie potrebbe raccontare sul suo vecchio. Luigi era un killer molto spietato ai suoi tempi. Ah, davvero? Sai che ha cominciato a lavorare al bar quando era una bambina? Avrà visto e sentito parecchie cose. Per me conosce i nostri affari meglio di noi. Diciamo che ne sa abbastanza da non farmi troppe domande. E questo è un bene. Non sarai costretto a doverle mentire. Minchia. Dovresti sposarla solo per questo. Sam doveva aspettarci qui, ma non si vede. C'è qualcosa che non quadra. Non saltiamo subito a conclusioni affrettate. Si starà riparando dalla pioggia. O si è scolato il carico. Così si sveglia. Minchia, raga, mi sa che qualcosa non va, eh. Non sta arrivando. Va bene. Andiamo a vedere. Io ti giuro che se trovo quel bastardo ubriaco marcio e mi rovino il vestito per colpa sua, ci stacco la testa a morsi. Nel caso Frank ci avesse visto giusto. E io vado ad avvisare i ragazzi. Si impiega un attimo. Tu va avanti e controlla. Noi ti raggiungiamo. Mamma mia, raga, occhio, perché qui qualcosa non va. Sicuramente c'è qualcosa di strano. Ma guardate che bella, raga, la missione, l'ambiente, lo scenario in cui veniamo catapultati, raga. Bellissimo, bellissimo. Qua c'è qualcosa? Un giornale? 3 mesi senza lavoro, il quotidiano del 2 febbraio 1933. Secondo la relazione del governo, la frenata continua. Le misure finora adottate non hanno arginato la caduta dell'economia. Vabbè, la disoccupazione al 25%, ragazzi, c'è una crisi economica pazzesca. Qui non c'è più niente, siamo tipo in una fattoria. Lì c'è il camion, raga, ma non mi dire... Mamma mia, non è che è successo qualcosa a Sam, raga. Andiamo a vedere subito, raga. Tanto qui non penso ci sia altro. No! Ehi, sveglia! Getta quell'arma. Fatelo prima voi. Non c'è tempo per queste cose. Scusa, bello. Dovremmo usare le cattive. E va bene. Presto, corri! Ce l'ho sotto tiro! Mamma mia, raga, così. Ah, si leva dai coglioni. Vai, vai, non abbiamo paura di niente. Abbiamo fatto di peggio qui. Dammi la pistola, dammi la... Allora, aspetta, dov'è l'altra? Allora, una è lì. Questo lo leviamo subito dal cazzo. Cambiamo riparo. Minchia, questo si rompe, raga, mi sa sto scatola. No, si è già rotto. Merda. Ok, fuori uno. Mamma mia, raga, il panico. Ok. Meno male che quello con la mitragliatrice è così coglione che ha 2 ore che prende la trave. Ok, cambia riparo lo stronzo. Bene. Là, perfetto. Qua possiamo controllare il cadavere. Qua c'è qualcosa. Ma questo è il carico degli alcolici. Ma quindi ci hanno anticipato. Non lo so, che cosa è successo? Cos'è sta roba? Telegramma di risposta. Telegramma canadese ricevuto presso il 99. Cugini catanesi, ci vediamo al... canadesi. Era una trappola. Sapevano già di questa mossa, raga. Il problema è come facevano a saperlo. Mamma mia. Vediamo questo qui che è morto. Potremmo prenderci sempre il Thompson, raga, però ci teniamo il fucile, ci teniamo. A sto punto dobbiamo controllare altre 2 cose. Una è qua dentro. Piano per l'agguato. Guarda, 2 miglia a nord. Alla pompa di benzina seguire indicazioni per la diga. Per 1 miglio girare a sinistra al ponte. Quindi ci hanno teso un'imboscata, raga. Hai capito? Oh! Sono io, Tom.
Poli? Perché ci hai messo tanto? Stavamo cercando Sam. L'hai trovato? No, non ancora. C'è solo lui. Sarà uno dei canadesi. Anche gli altri saranno tutti molti steccheti. Mi ci gioco le palle. Oh, Cristo. Ma? Sono spiriti, Tommy. Ma io come potevo... Non hanno mostrato il distintivo. Non hanno nemmeno detto niente. Devono essere sul libro paga di Morello. Ma che cazzo? Bastardo. Non ha intenzione di lasciarci neanche questo. Devi pensarci, Tommy. Dobbiamo trovare Sam e andare via. Cioè, avete capito? Mamma mia, ma che casino, ma che casino, ma che bello, raga, ma che bello sto Mi gioco. fanno sul serio. Devono essere sbirri della polizia di frontiera. Cazzo. Se sono portate l'artiglieria pesante. A confronto quelli di Los Steven sono delle feghette fradicie. Mamma mia, raga, io prendo la mitragliatrice, raga, guarda con quanto stile, guarda come la impugniamo. Ma mi sa che non è finita, raga, dobbiamo seguire Poli. Ma guarda qua che schifo, raga. Ma qua un massacro c'è. Oddio, ma sei tu che fai sto rumore? Questa la devi vedere. Sono qua, sono qua. A quanto pare abbiamo giocato ai canadesi. Vedi anche Sam. No. Guarda che roba. Meno ma... No, chi è? È lui? Poveracci. Ah, non è lui. Chi è questo qui? Passaporto canadese. Quindi questi qui erano i canadesi. Oh, le molotov, raga, tanta roba. Controllo tutto. Madonna, mi sono cagato. Il tempo non è dalla nostra parte. Vediamo qua se troviamo... Mi sa che l'ho preso in piena il buon uomo. Ok. Mamma mia, raga, li abbiamo freddati male. Oddio. Oh, vabbè. Guarda questo qui come l'ho bruciato, raga. Ok, abbiamo trovato un paio di colpi. C'è un'altra nota. Ordini per le pattuglie di confine. Ho saputo da fonte certa che Salieri farà la consegna del whisky stanotte. Quindi era il whisky che consegnavamo. Il nostro amico comune vuole fermare questo fiume di alcol canadese che arriva in città. Tu e i tuoi uomini dovrete essere alla fattoria di cui abbiamo parlato per le 21. I doganieri fanno il lavoro sporco per Morello. Hai capito? Sto Morello sta rompendo i coglioni. Già, per quanto abbiamo capito, ha più di noi. Oddio, già ha più di noi, raga. Minchia, l'unica cosa che ha Salieri, bene o male, c'è rimasto l'alcol. E vogliono toglierci pure il controllo dell'alcol, raga. Proprio un bastardo, raga, Morello. Dio mio, raga, non vedo l'ora di arrivare a quel... No. Oddio. No. Oh Dio, ma come, con quanta precisione? Che cazzo è Sam? Un'altra nota. Manifesto fattoria in vendita. Era pure in vendita questa fattoria. Aspetta che prendo le munizioni. Vabbè, il kit magari ce lo lasciamo per dopo. Guardalo. No. Merda. Merda. Vabbè. Mamma mia, raga, con quanta mira. Vabbè, raga, ma che cosa vi devo dire? Panico, li stiamo freddando tutti. Ok, li abbiamo fatti. Mamma mia, raga, sono un pro player. Vai, entriamo. Voi state qui e guardateci le spalle. E piantate un buco in testa a chiunque si avvicini. A parte noi. Ehi, Poli. Sam!
Gesù, ma che ti hanno fatto? Madonna, raga. Cristo, c'è un sacco di sangue. Puoi camminare? No, no, non credo proprio. Ok, non mollare. Corro a prendere il furgone e ti portiamo dal dottore. Ehi, ce la farai, Sam. Dammi, tu resta qui con lui. Ci vorrà poco, torno tra un attimo. Ok. Ehi, andrà tutto bene, Sam. Abbiamo visto di peggio. Sì, hai ragione, Tom. Mamma mia, raga. Vabbè, seguite il gioco perché io non ho parole, raga. Merda, raga. Levati del cazzo. Oh, basta. Il mio amico è ferito. Sei arrivato in tempo. Ok, li ho fatti fuori tutti. Sai che ti dico? Guarda questo qui come... Ok, vai tranquillo. Ok. Mamma mia, raga, ma che mira ho? Ok, ma è meno male che... Che male! Da lui posso prendere tutti i colpi. Ma è tutto bene? Santo! Dove cazzo è il furgone? Merda, ci sono gli sbirri! Me non ci credo, raga, pure la polizia, che cazzo facciamo? Io devo difendere il mio amico. Prima macchina è esplosa. Gli altri penso entrano da qui. Mi ci piazzo alle spalle. Oddio. Minchia se fanno male, raga, tutti con le mitragliatrici sono arrivati. No, Sam. Sì. Mamma mia, raga, a caso. Lo stavano freddando. Oh, Cristo. Anche donne e donne. Già. È un cazzo di massacro. Come stai, Sam? Beh, stabile al momento. Vado a prenderlo. Tu resta di guardia. Perché si guarda intorno, Tommy? È come se pensasse a qualcosa, non lo so, a un presentimento. Forza, bello. Ora se torno a casa. Mi serve un dottore, Molly. Non mollare. Ce l'ho. Ok. Ti rimetteranno in piedi. Ok? Vabbè. Poli! Abbiamo altra compagnia! Va bene, salta su! Ma cos'è un blindato? Qui con te, Sam. Se sono munizioni, è un Thompson da qualche parte. Sparagli appena si avvicina! Svuota il caricatore! Non devono assolutamente superarci! Mamma mia, raga. Bellissima questa missione, raga. Bellissima. La camionetta della polizia, raga. È enorme! Dove cazzo l'hanno trovato quel camion? Sparo le gomme, no? Ok. Una è fuori. Ok, ho preso la gomma, che culo. Dai, ricarica. Spara le gomme. Ho capito, non è semplice. Ok. Li abbiamo seminati! Le volate ci stanno addosso!
Mamma mia, ancora, ancora, raga. Ok, ok, ho preso l'autista. Mamma mia, raga. Gomme, 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 gomme. Vai, vai, vai. Ok, freddati, freddati. Mi sa di no invece. No, perfetto, freddati. Quello con la moto. Levati dal cazzo. Non me lo dire. Non me lo dire. Mamma mia, raga, per un attimo. Va tutto bene. Ora in guai, Tom. Ancora, non ci lascia sto stro... Vai, fanculo. Vai, 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 fredda, fredda, fredda. Mamma mia, raga. No. Ah, pensavo che era tipo che ce l'avevamo fatta, invece no. Ah, ma quindi il camion, la vita del camion. Io pensavo che era la vita del blindato, raga. Invece era del nostro camion. Vabbè, ma è difficile, raga. Ci hanno fatto parecchi danni, ma non ce la siamo noi giocata male. Penso sia la difficoltà che comunque è altina. Perciò loro tolgono un bel po'. Ma ce l'abbiamo dietro una macchina? No, ne arriva un'altra. No, ma... Oddio, raga. So guidare anch'io. Wow, raga, ma che missione è? Sa che questo è un problema, raga. Distruggi la torretta quando smette di sparare! Ok, ok. Ora! Spara la torretta! Lo sto facendo. Stanno ricaricando! Spara! Aspetta, aspetta. Dio mio. Ora, Tommy! Mentre ricaricano! Fatto, 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 fatto. Della blindatura su parabrezza, Tom! Ho un'idea! Che cosa? Dai, spara l'idea. Veloce. Merda, merda, merda. Si avvicina, ragazzi. Si avvicina. Spara al parabrezza! Fatto. Non me lo dire. Colpisci il parabrezza! Vai. Preso, preso. Oh, li dobbiamo seminarli! È il cazzo che gira così il veicolo normalmente, raga. Meno male che è un filmato. Mamma mia, dai, Sam. Ok, già siamo, Tom! Occupate di Sam, vado a svegliare il dottore! Sam. È fatta. Siamo arrivati dal dottore. Mi hai salvato 3 volte. Paul, cosa ci fai qui a quest'ora? Salve, dottore. Ma scusi per l'ora, ma c'è stato un incidente. Uno dei nostri è ferito. Ok, portalo dentro. Va bene, grazie. Forza. Io resto con Sam. Tu ne porta indietro al falcone e chiudiamola qui. No, ti aspetto. Il dottore si era appena impegnato. Vediamo di non stargli col fiato sul capo. Vai, Tom. Andrà tutto bene. Sì. Ok. Ehi. Sei stato in gamba. Mamma mia. Ma che cosa vi devo dire, raga? Il gioco parla da solo.
Mamma mia, raga. Mamma mia, guida fino all'appartamento di Sara. Ragazzuoli, io per questo episodio vorrei andare avanti, lo so, ma il tempo si è concluso. Purtroppo, raga, mi dispiace perché questi episodi, lo capisco, sono tipo un film, no? Soprattutto per chi di voi non conosce il gioco. Io penso che si intrippa per forza in un gioco del genere, raga. Io tipo sono ogni episodio tipo andiamo avanti. Tipo così, raga, perché è troppo bello. Signori, vi invito a lasciare un like per questa serie, vi ringrazio ancora per il supporto che già state dando e noi ci vediamo nel prossimo episodio con Mafia. Ciao belli miei!